Quando il figlio di Saul al venire a sapere che Abner era morto a Hebron, e colà la vita e tutto Israele arrestà come copata. Il figlio di Saul aveva due sorestanti di bandis, che avevano non un Baane e che l'altro Recab. Erano figli di Rimon di Beerot, de tribù di Beniamin, per via che anche Beerot era tocchiata a Beniamin. I ombs di Beerot erano là a pararsi a Gitaim, là che hanno stato di forest fin ora presente. Allora un fe di Jonate, fe di Saul, che gli era pedimentata ai pis. Aveva 5 anni che arrivò a Israele la nove di Saul e di Jonate. La bae lo chiapassò e schiampà, ma te presse di fui il frutto al colà a bas e restà strupiato. Aveva non Merib Baal. I figli di Rimon, di Beerot, Recab e Baane, che si erano mettuti in viazza, arrivarono sull'ore pluichialde dal dì te chiese di Isbaal, giuste quando lui gli era lata buttarsi. La portonirie, che stava mondando formente, si era impisulite vie e addormive. Recab e Baane, sofradi, arrivarono a ficchiarsi dentro e a entrare in chiesa. Lui gli era distirato sul soiet, te so chiamare, i molari un col di la salo sec e poi i chionciari il chiaf e, portandosi da ora il chiaf, e marciare in tutta la notte sulla strada de arabe. A portare il chiaf di Isbaal a David, a Hebron, e diserin, ve chi il chiaf di Isbaal tonemi, calcirive di fatti fur. Il Signore ha dato al mio paron il miez di svindicarsi di Saul e di tutte la sua giarnasie. Ma David, voltandosi verso di Recab e sofrà di Baane, figli di Rimon di Beerot, ordisè, per vite dal Signore che mi ha deliberato di ogni pericolo. Quel che mi ha contato de muar di Saul al crodeve di portarmi una buona nuove, e lo hai brincato e fatto fur a Ziklag, per paialo de sue buone nuove. Anche momior, quando bandis e hanno ammazzato un galanton in chiesa sua tal soiet, non hai o diritto di domandare conto dal suo sangue di far sparire tiere? Allora David urde ordine ai fameis e che gli occuparin, urchionzarin mans e pis e gli picchiarin d'ogni dai suoi di Hebron. Il chiaf di Isbaal, invece, lo chiapparin e lo sotterarin dal tombal di Abner a Hebron.